E una ragazza di 19 anni di Montegrotto Terme è stata colpita da meningite. A rendere ancora più allarmante la notizia è il fatto che la giovane svolgesse attività di animatrice di pallavolista, quindi con rischio di possibili contagi, ma la situazione, rassicura l'azienda sanitaria, è ora sotto controllo. Maura Bertanzoni. Prima un leggero malessere, poi la febbre alta e la corsa in ospedale a Padova. È meningite quella che ha colpito una 19enne di Montegrotto, giovane pallavolista e animatrice del centro estivo parrocchiale. Lei ancora in terapia intensiva, i contatti stretti sottoposti subito nella giornata di mercoledì a profilassi antibiotica. Un centinaio di persone in tutto, tra familiari della ragazza, compagne di pallavolo e piccoli del Grest tra i 6 e i 14 anni. Informati tutti i genitori, nessun pericolo però, afferma l'ULS 6 Euganea. In questo momento non c'è assolutamente problema di un'epidemia, perché l'identificazione dei gruppi delle persone a contatto stretto era stata fatta in modo abbastanza veloce e quindi è stata somministrata la terapia, la profilassi adeguata. Martedì pomeriggio il ricovero della ragazza. Il giorno prima si sentiva debole, aveva saltato poi una gita. Le condizioni attualmente sono stabili, fortunatamente non vi è più febbre, quindi questo è un dato sicuramente positivo che ci fa ben predire per la prognosi della ragazza. Ancora in corso le indagini per stabilire il ceppo, ma si esclude quello più aggressivo. Non si tratta del serogruppo C, vedremo nei prossimi giorni di che serogruppo si tratta. Cure per la ragazza e profilassi per i molti che le erano vicino. Su entrambi i fronti interventi tempestivi. Per l'ULS è un caso quasi di routine, conta però anche la prevenzione. Una cultura della vaccinazione sta sicuramente contenendo il problema.